Siamo qua in cammino sulla dorsale, direzione Valle Fritz. Così facciamo anche un test in notturna con l'action cam. Le crode, guarda che crode. Ma questa è quella che porta il consiglio? Porta il consiglio? Wow. Quello lì sotto è lo chalet di Dardago, il ristorante. Sì, no, ma il problema è la carne di Porzei Piglio così, lei è cattiva, la vista, non è proprio buona. E come mai a pipolarsi slausi là, se si la tiene ancora, anche a 70 fischi, non è buono per la vita. Ma poi si acquista per te. Quindi bisogna fare tutte salse, salsette. Bene, siamo qua in prossimità di Malgacampo e questa è la vista che si apre verso la pianura. Bello. La luna bella lucente. Ora inizia il fondo innevato. Sembra bello compatto però. Speriamo non ci sia troppo ghiaccio. Siamo arrivati al passo e qua si scollina. Questa è la visuale. Bello. Bene, una volta scollinato scendiamo verso Valle Fritz, verso la casera. Mancherà circa 1 chilometro, forse meno. Vediamo se c'è ghiaccio. Non so se si può notare in camera, però devo dire che la luna illumina abbastanza. Eccola lì. Forse non rende, però dal vivo è tutt'altra cosa. Eccoci, siamo arrivati alla casera. Buondì. Buonasera. Buondì. Oh, c'è una bici abbandonata qua. Sì, una bici, se vuoi portarla via. Se volete in vendita. Permesso. Wow. Buonasera. Salve, buonasera.
Anche tu dici? No, io sono venuto su a piedi. Guarda che tavolata. Cosa? Grazie. 5 gradi. Non ce l'ho. Qua c'è la zona notte. Quanti materassi. Quante cose buone. Non è acqua qua, devo portarsela su, quindi non c'ho la neve, è sciolta. Cosa bolle in pentola? Acqua, anzi neve, Neve. neve e basta. Lavare i piatti. Portali non so se ce ne sono. E ora torniamo giù.